scritto tante di quelle cose che naturalmente, come ha detto il sindaco di Nulvi, ci devono far riflettere. Purtroppo la società di oggi non ci dà questo spazio e noi cercheremo invece con molto impegno e con tutta la nostra passione di richiamare ogni tanto le persone a questo bellissimo mondo che è il mondo della poesia, il mondo della storia, delle tradizioni, il mondo nostro, il mondo dell'amicizia. Grazie a tutti voi. E adesso, se vuole dire due parole di introduzione, il sindaco Torre Carta, mi sembra doveroso. Cambiamo subito argomento perché gli altri amici sono in trepida, diciamo così, ansia per poter iniziare. Penso che sia stato molto interessante la presentazione del libro di Marco. Io gli avevo consigliato di farlo in un'altra giornata, ma va bene anche così. Adesso lo farà a Nulvi e se siamo disponibili andiamo ad ascoltare. Prego. Niente, allora siamo arrivati alla serata, diciamo, conclusiva per quanto riguarda la parte della presentazione del libro di Marco. Io lo vorrei intanto salutare perché adesso iniziamo la parte poetica, dunque chiederei un applauso per Marco a nome di tutti e grazie di tutti i sedinesi. Tore, ti ringrazio di cuore, come ringrazio Sedini in generale, ma tu hai fatto una cosa bellissima per me. Mi hai fatto anche il regalo delle locandine. È una cosa importante. Grazie per aver sposato questa idea, questa esperienza, perché è veramente una bellissima esperienza, e grazie a tutti i relatori, che sono stati magnifici, grazie di cuore. E agli spettatori, naturalmente. Sì, grazie al pubblico. Intanto vorrei dire che ho un collaboratore molto bravo, che è l'assessore Domenico Sanna, e dunque quando facciamo qualcosa la facciamo sempre insieme, e dunque diciamo che i meriti vanno divisi, forse un po' più a Domenico che a me, però è giusto dire quello che... E Domenico, ti vorrei invitare infatti qua perché ti meriti, sei tu che devi fare la presentazione della serata poetica. Io i saluti li ho fatti, vi auguro una buona serata a tutti, a presto, al prossimo anno, arrivederci. Allora, grazie ancora al sindaco di Sidino, Torre Carta, è stato sempre un piacere ritrovarci qua. Adesso iniziamo la nostra parte. Se vuole fare una piccola introduzione Domenico Sanna, che lui è il padrone di casa, giustamente, come ha detto il sindaco, l'artefice di questi incontri culturali che nonostante il lockdown Sedini ha potuto farne alcuni e con grande entusiasmo. Prego Domenico. Grazie a tutti, innanzitutto sono l'assessore non alla cultura ma al turismo, ma mi occupo anche di queste manifestazioni durante l'estate. Diciamo che quest'anno è stato un po' in salita perché tra varie restrizioni e tutto il resto organizzare manifestazioni è stata veramente dura. Abbiamo puntato più sulla cultura, devo dire la verità, perché ci sono state almeno 5 serate proprio sulla cultura, su quella che era l'archeologia del territorio, tutto quello che concerneva proprio le tradizioni popolari, la cultura proprio del nostro paese. E in più questa serata, che siamo alla 14ª edizione, correggimi se sbaglio Giovannino, con Giovannino abbiamo già, diciamo così, programmata a giugno, quindi mi dispiaceva non farla, anche se, come vi ho detto, è stata una cosa un po' in salita. Ringrazio veramente di cuore anche Marco per la presentazione del libro, perché oltre a essere, diciamo, a scrivere diversi libri, ormai ne ha già tanti annoverati nel cachet proprio di Marco, è anche un amico già da quando eravamo ragazzini che frequentava qua a Sedini, quindi amici di vecchia data, e mi fa veramente piacere abbia voluto presentare proprio il libro qua a Sedini. E come sempre, mi pare l'ha detto prima il sindaco di Nulvi, la lingua della poesia estemporanea qua in Anglona ha talmente tante sfaccettature che fa veramente piacere ascoltarla. Cioè, arrivate un po' da tutta la provincia di Sassari, mi pare, però vi posso assicurare che da Nulvi a Perfugas, dove si parla il logudorese, a Sedini, quella che qualcuno chiama zona grigia, perché siamo a metà fra il corso e il logudorese, perché molte parole sono di logudorese anche da noi,
a Bulzi dove c'è il logudorese tendente al corso, a Castelsardo e via dicendo. Siamo veramente una regione storica della Sardegna ricchissima di cultura, tradizioni, ma soprattutto di sfaccettature di lingua sarda, perché poi la radice, come sapete, è comune a tutti e le sfaccettature a noi, diciamo, i campanilismi e tutto il resto fanno veramente, veramente poco conto. Quindi io non rubo altro tempo, ringrazio naturalmente tutti i presenti, ringrazio Giovannino, i sindaci e gli amministratori presenti e do la parola proprio a Giovannino per iniziare la serata. Grazie a tutti. Allora, grazie, aspetta, qua Domenico che tu mi serve una mano che noi dobbiamo passare, non te ne andare, è troppo comodo così. Siediti lì. Allora, intanto ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti, che è sempre un piacere e la serata è importante se c'è la partecipazione. Se siamo troppo pochi, giustamente sarà una cosa importante per chi c'è, ma per tanti altri no. Quindi sono arrivati amici da tutta la provincia di Sassari e questo è un grande piacere ed è un segno, rispondendo anche all'amico, al sindaco di Nulvi, che è un segno che la poesia non è in decadimento. La poesia, a secondo il settore, chiaramente i grandi pubblici dello stadio non frequentano questo mondo della poesia, però c'è un bel seguito e noi che siamo dei veterani, delle persone che tutti gli anni riusciamo a riunire questa gente, ci onora, ci fa piacere e penso che sia un contributo culturale, come ha detto Domenico, delle varianti linguistiche, perché oggi si fa un gran parlare lingua sarda comune, lingua sarda qua e lingua sarda là. Purtroppo noi riteniamo che ogni paese, ogni comune deve parlare secondo la sua variante linguistica senza pretendere che sia una migliore dell'altra. Siamo alla pari, dobbiamo avere pari dignità. Io proprio nelle mie escursioni di presentazione di libri e di incontri culturali di poesia mi sono scontrato tante volte perché arrivano i nuoresi e ci dicono che la lingua migliore della Sardegna è il nuorese. Arriva quello di Bitti, ha detto come Bitti non ce n'è da nessuna parte, tutte balle, tutte stupidaggini, tutte convinzioni personali. Ogni lingua, ogni variante linguistica ha la sua importanza. Ogni variante linguistica ha il suo importante modo di esprimersi e di tramandare le sue tradizioni e il suo modo di essere, di fare cultura. Quindi io penso che non deve esistere la lingua sarda comune, ma deve esistere un sistema per poter parlare la nostra lingua, le nostre varianti e con orgoglio. Adesso passiamo però, se no la gente attende e si stanca un po'. Allora, la poesia di stasera inizia così. Chiamerò 3 persone che devono prepararsi nel frattempo. Noi, dopo aver recitato la poesia, rilasceremo come sempre l'attestato di partecipazione e il libro. Questo libro naturalmente è il libro che io tutti gli anni faccio a Perfugas. Quest'anno, causa la pandemia, a Perfugas non abbiamo potuto fare la serata di poesia. E quale migliore occasione per distribuire il libro che l'occasione di Sedini. Sedini, per fortuna siamo riusciti a farla e spero che sia di vostro gradimento, quindi troverete poesie che avete recitato l'anno scorso a Perfugas e una parte che avete recitato a Sedini. Chiaramente il libro comprende circa 180 pagine, ci sono poesie e commenti vari, parlano sempre del territorio e di vari argomenti che ci interessano.